Buonasera e ben chiatas con Gnovis. Sono stati identificati in Friuli Venezia Giulia i primi due casi italiani di infezione umana dal virus usuto, un arbovirus calzomea al West Nile. I due pazienti sono asintomatici. L'informazione è contenuta dentro dall'ultimo bollettino sulla vigilanza sul West Nile usuto virus fatte dall'Istituto Superiore di Sanità in giornata in 9 di agosto. Di quando che è cominciata la vigilanza, Prince di Ugne, il virus usuto è stato identificato in 50 groups di Musons e 7 di UCE in Emilia-Romagna, Lombardia, Marchis, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscane, Lazio e Veneto. E è stata invece di Neade la 9 pandude in Tedis Passas di 4 casi di infezione dal virus usuto in tale zona di Frosinone. Un mal capitato in maniera improvvisa in Malghe hanno l'estate nuie per Cefapar Enea Adami, 76 anni, gestore di Casa de Pieltini Sassauris. Non sere subito dopo finì di cenare insieme con la famiglia, i collaboratori hanno avuto un manchiamento e dopo la telefonata al 112 i familiari hanno cominciato a fare il massaggio cardiaco da urli indicazioni di un operatore. Una volta arrivati, un 20 minuti dopo, i tecnici dal soccorso alpin e i Miedis hanno continuato la manovra, doprando anche il defibrillatore che gli è retta alla malghe, ma il tentativo di rianimarlo è stato inutile e alle 11 di sera si è registrata la morte dall'uomo per arresti cardiocircolatori sul puesto anche i carabinieri dalla compagnia di Tumiece. Aggressione e barufis fur di un locale a Lignan. 3 persone foresti sono stati smaltrattati di un altro gruppo di persone e tale pestadicia è stata anche tirata fuori un curtis. 2 uomini sono restati feriti e sono stati soccorsi dal personale del centro di Givotte. Un dei 2 è ferito in maniera grivie. Per capire che è succeduta sono all'opera i carabinieri dalla compagnia di Tisane. Un incidente stradale di mattina alle 10 a San Denel per cause che anche mossi ciri di capì si sono trussati su una macchina e moto e a finire le pièce è stato il conducente della moto che dopo ha avuto fratturi si è stato menato in elicottero all'ospedale di Udin. Le sue condizioni sono serie, feriti in maniera di zero invece l'automobilista che è stato menato all'ospedale di San Denel. Dopo 15 anni torna a crescere il numero di aziende e imprese tra la montagna furlane, un fatto storico anche in quinti tendince rispetto alla media regionale, in particolare al salto al volo il dato sulle imprese femminili, 1 su 5 col numero che è anche più alto in Balcanale, Canal d'Alfier e su KS sotto dai 35 anni. Ora individuo dice che alla Ranis Robis in dei prossimi anni, al commento il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udin, Giovanni da Pozzo, ma Dutcash già par conto so che sta al somè un bel segnale di vitalità e ospedin al continui anche pal Avigny. Metti in Lecce la doppia preferenza di Jener, lo domanda la Commissione regionale paris opportunità. Le norme in vigore in regione in materia di elezioni dalla Giunta e dal Consiglio regionale e di compatibilità dagli scarichi, ha scritto in una nota la Commissione, avrebbero di essi modificati non dometa la pardula che si danno le regole per le leggi scindics, ma anche per mettere dentro la previsione della doppia preferenza di Jener. E è una questione preveduta dalla legge nazionale numero 20 dal 2016 che contiene disposizioni per garantire l'equilibrio tra la rappresentanza di femminis e uomini in tai consigli regionali. Con l'arrivata dal fin settimana di Ferragosto torna a crescere l'attenzione sul traffico di strade e autostrade, bolin ross sulle arterie regionali, con traffico un'evore consistente in tutte le direzioni e codici rallentamenti in tai casei di mare sulla A23. Tra la sola giornata di sabato si proietta che passeranno 180.000 macchine sotto stress la barriera dall'Isert, dura che si spieti si divio di passare 20.000 veicoli di resi via la Slovenia e la Croazia. Bolin sali invece, dunque manco il traffico dalla giornata di Ferragosto. E tornerà dalla prima settimana di settembre la devocazione storica di Palme con più di 1000 figuranze in costume, un salto in daura al timp di 400 anni in grazie di 60 gruppi storici che arrivano di 15 paesi europei, dall'Inghilterra alla Slovacchia, dalla Spagna all'Ungheria. L'avvenimento più importante sarà la grande battaglia fu dei Bastions, ma saranno rievocazioni e spettacoli in tutte la città.
Partiti dal Friuli per una missione in Amazzoni durante 4 mesi, Andrea Maroè, direttore scientifico della Giant Trees Foundation, è tornato in patria e al conto risultati dal viaggio che lo ha portato anche a misurare l'arbore più alto del Perù, che è il più grosso delle Galapagos, 17 metri di circonferenza, e forse tanti a furono 9 specie di arbori in Ecuador, un ficus alto passa 40 metri e largo 31. Io non ho dei records, a sclarisce Maroè, ma ho più informazioni che verranno analizzate dalle università. Grande feste non sere a Plain di Pagnapa e 100 anni di Vittoria Pollonio. Dopo la messa è stata accompagnata dai nevosi a chiase, dal FI e lì ha chiatata a spietale una vore di parinchi, amici e vecchio sarlevs. Vittoria di fatto è stata una maestra, un'insegnante, restate e si vioti in tal cura e si è fruzzine volte che tanti di loro hanno voluto venire alle feste di compleanno. A ricevi la maestra Vittoria e anche la sindicessa di Pagnà Laura Sandruvi e il collega di Udin Pietro Fontanini, arrivato con un match di rosi scolorati per la festeggiata. E anche per l'usignota alle tutte, Gnovi saltorne domani sera, sempre a Snuf, manco il vince. Mandi e buone serate, dei Viodici.